Quale futuro per la sanità feltrina? Se ne è parlato molto, ultimamente e non solo e su più tavoli. Buon ultimo quello della Regione Veneto, in capo alla quale stanno tutte le spese relative. Abbiamo ragionato sul fatto dei primariati e quindi del fatto che i primari rimangano all'interno del nostro territorio, quindi io in particolare ho ragionato sul fatto della territorialità che a mio modo e a nostro modo di vedere è fondamentale al fine di poter avere delle personalità e delle eccellenze sia dal punto di vista dei primariati sia dal punto di vista dei medici che possono vedere all'interno dei nostri ospedali una possibilità di crescita e quindi di creazione di un'equipe che già abbiamo di eccellenza che intendiamo nel nostro piccolo poter potenziare. Sanità feltrina che impone di guardare oltre il territorio cittadino o del comprensorio, perché su Santa Maria del Prato gravitano anche gli abitanti di fuori provincia. Ho sottolineato il fatto che il nostro ospedale è un ospedale extraregionale e che quindi vede all'interno del nostro ospedale le utenze che provengono dal Primiero. C'è una forte sinergia con i sindaci del Primiero che io ho portato all'attenzione e ho rappresentato all'assessore che ne è ben a conoscenza e quindi sono assolutamente certa di questa convergenza che comunque c'è sempre stata con la Regione.